Sono stati arrestati in flagranza di reato due uomini del Pizzo che estorcevano denaro a un panificio a un pub di Piazza Don Bosco, nella zona residenziale di Palermo. Si tratta di Aurelio Valguarnera, 54 anni, nato ad Agrigento ma residente da anni a Palermo, e Ignazio Romano, di 47 anni. Entrambi già noti alle forze dell'ordine, in particolare nella fedina penale di Valguarnera ci sono già reati di spaccio di stupefacenti ed estorsione. Nel suo appartamento di Barcarello a Sferracavallo sono in corso le perquisizioni della polizia, che indaga per risalire a un eventuale clan mafioso di appartenenza. Stesso iter per Romano, al setaccio la sua casa di Fondo La Manna, alla Noce. Una vera e propria estorsione in tempo reale, quella che è costata la cella ai due uomini del racket. I poliziotti del commissariato Libertà li hanno individuati proprio mentre stavano per ritirare i soldi dai titolari degli esercizi. Quest'ultimo aveva inaugurato soltanto 6 mesi fa e subito dopo l'apertura aveva deciso di aderire ad Addio Pizzo. La denuncia della titolare del panificio è stata effettuata alla polizia nel momento in cui gli estortori sono stati individuati, mentre quella del proprietario del locale risale soltanto a ieri. Indagine d'arresto in tempo record, insomma, visto che, come spiega la dirigente del commissariato Libertà, la polizia è arrivata ai due estortori nel giro di 48 ore. Le denunce aumentano, spiega, i dati incoraggiano perché rappresentano la fiducia che le vittime del Pizzo hanno nelle forze dell'ordine. Adesso sui due arrestati continueranno a indagare per capire se c'erano altre estorsioni in atto e nei confronti di quali commercianti che si sono dimostrati disponibili alla collaborazione.